Eccoci con voi cari telespettatori e telespettatrici, un saluto alla regia di Pierangelo Buttazzoni e un saluto particolare ad Alessandro Galliera, sempre in sala di regia. Senta Puksic, lei è sposato, il lavoro le fa trascorrere la sua... Tra l'altro lei è sposato da poco con Lisa, che salutiamo, che so che ci sta guardando da casa. Trascura l'ambiente familiare o, visto che lei mi pare abbastanza staccanovista? Ma che brutta domanda. Ma perché? Allora, no, non trascuro l'ambiente familiare. Tendo, diciamo, sempre, a parte quando partecipo a queste trasmissioni, di essere a casa ad orari decenti. Quindi adesso mi sta dando la colpa? No. La media? Diciamo che il sabato e la domenica cerco sempre di stare con mia moglie. Quando è stressato, come combatte lo stress? Davanti al computer? È una battuta. Lo combatto con mia moglie. Combattiamo molto. Ho capito. Allora, Eleonora, quante ore usi il computer? Uso molte ore il computer, sì. Non solo per navigare in internet, ma anche per ricerche di studi. Quindi sì, è un elemento fondamentale del... Ecco, Puksic, che indicazioni date? Cioè, come si può migliorare l'offerta nel settore informatico? Siamo già a un buon livello o si può fare di più? Da che punto di vista? Dal punto di vista, diciamo, educativo? Punto di vista educativo, ma anche dell'offerta, no? Io per esempio, scusate, mi chiedevo, insomma, l'azienda mi sembra già abbastanza avviata nel settore pubblico. Perché non avvicinarsi anche al privato, quindi? Se è possibile, ovviamente. Non possiamo farlo perché una legge, si chiama Decreto Bersani, ha obbligato le società a partecipazione pubblica a non poter lavorare con il mercato, perché noi possiamo lavorare solamente per la pubblica amministrazione. Quindi, del Friuli Venezia Giulia. Perché altrimenti fareste concorrenza sleale. Esattamente, esattamente. Sì. Diciamo che comunque la nuova INSIEL, così la chiamiamo, nel percorso di cambiamento che sta operando ha sicuramente un occhio di riguardo al territorio. Cioè, la nostra idea è quella di essere un catalizzatore di nuove iniziative, di innovazione, diciamo, sul territorio, coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese che operano in Friuli Venezia Giulia. Tornando alla sua domanda su cosa si può fare oggi, allora sicuramente il fatto di raccontare già alle persone che cosa si può fare oggi con le nuove tecnologie. E basta guardare al nostro tavolo, ognuno di noi ha uno smartphone sul tavolo, un tablet. Sono oggetti, diciamo, ormai di uso comune che usiamo quotidianamente per informarci, studiare, condividere con le altre persone, conversare con la nostra moglie, il nostro marito, sentire i nostri figli. Sono strumenti veramente di uso comune e quindi essere informati e sapere come utilizzare queste nuove tecnologie anche in sicurezza, questo è sicuramente un tema importante. Senta, lei prima diceva sviluppa in SIEL un fatturato di 100 milioni. Il bilancio che cosa dice? Il bilancio dice che siamo, l'ultimo bilancio chiuso al 31/12/2015 dice che siamo in utile di 1,6 milioni, che va letto come una capacità da parte dell'azienda di sapersi governare in un modo efficiente e direi che è un bilancio in attivo, diciamo negli ultimi 3 anni sicuramente un bilancio in attivo. Ecco. Senta, di questo milione di euro che ne farete? Lo reinvestiamo. Ecco. Sì. La Regione ci permette, diciamo, di solito, quest'anno non l'ha ancora deciso, però gli anni scorsi di solito ci permette di poterlo reinvestire in attività di formazione, in attività di innovazione all'interno dell'azienda, nell'acquisto di strumentazione informatica di ultima generazione per i nostri dipendenti, quindi lo possiamo riutilizzare. Vorrei parlare un attimo di competenze digitali. Quando si può dire che la competenza è al top? La Regione in questo momento è al top o non proprio? Come competenze? Allora, siamo sicuramente a un buon livello, se guardiamo a livello italiano. Direi che siamo tra le prime 4 regioni per un utilizzo di internet e della rete, diciamo, ad un buon livello, siamo tra i primi 4. Si può sempre migliorare. Perché si può sempre migliorare? Perché questo qui è un settore che non è assolutamente statico, è un settore dinamico, in forte crescita e non è una crescita lineare, è una crescita esponenziale, cioè il digitale ha un tipo di andamento di crescita molto sostenuto e quindi è molto importante essere al passo con le competenze di anno in anno. Quindi bisogna studiare, bisogna approfondire, bisogna essere, io dico spesso negli incontri che faccio ai ragazzi, ne faccio circa 1 al mese, dico che bisogna essere curiosi. Questa è la prima cosa, diciamo, che li potrà aiutare poi nel momento in cui dovranno trovare un lavoro. Ma essere curiosi costa? No,
Oggi ci sono degli strumenti, direi, gratuiti, online. Ormai online noi troviamo tutto. Cioè, se io penso a come ho fatto la tesina di quinta superiore, utilizzando l'enciclopedia di carta, e come la fanno oggi i ragazzi, utilizzando Wikipedia, oggi il sapere è lì. Basta sapere dove andare a prenderlo. Internet è uno strumento di abilitazione, è uno strumento di diffusione di cultura, basta saperlo utilizzare. Da voi lavorate con dei sistemi che possono essere delle insidie continue, sono delle insidie continue, no? Quindi... Da un punto di vista di sicurezza? Sì, però siamo anche molto tutelati da quel punto di vista. Direi che siamo all'avanguardia come sicurezza informatica. Però c'è qualcuno che invece... Se le dico cyberbullismo, cosa mi dice? Dico che sicuramente ci sono dei problemi. Dico che molto spesso i ragazzi non sanno quanto male può fare parlare male online di altri ragazzi. Dico che non si rendono conto che quando pubblicano una foto o postano una foto su Facebook o su Instagram, quella foto rimane per sempre. Questo è un problema che va spiegato, perché il punto è sempre lì. C'è sempre, diciamo, la necessità di aumentare la cultura e le competenze digitali. Quella è proprio la base di tutto, la cultura. Ecco, lei prima diceva, le dovevo una domanda, di questi 100 dipendenti che sono stati di fatto prepensionati, cosa vuol dire che non erano troppo vecchi e non al passo con i tempi? No, diciamo che è raggiunto per loro il momento di dedicarsi ad altro e da qualche punto di vista li invidio anche. Ovviamente quando una persona arriva a 58, 60, 62, 64 anni e magari sono 20-30 anni che lavora in una società di informatica, è centrato magari negli anni 80-90, ha un determinato tipo di competenze. Cioè, dicevo prima, 10 anni fa l'informatica era un'altra cosa. Gli smartphone, questi, sono arrivati nel 2007-2008. Prima di quel momento non c'era nulla di tutto questo. Quindi vuol dire che oggi le persone che sanno programmare le app sono persone che nel 2007 non sapevano nemmeno che esistessero le app. Quindi ci vuole un ricambio di competenze. Molto spesso queste competenze possono essere acquisite attraverso formazione, altre volte non è possibile. Noi, diciamo, abbiamo favorito il prepensionamento di quei profili di competenza che oggi, diciamo, non sono più attuali. Per altri profili che abbiamo in azienda abbiamo deciso di fare un piano di formazione che gli possa garantire quel tipo di competenze che oggi invece sono necessarie. Ho capito. E questi sono andati via volentieri o...? Direi di sì, molto volentieri. Quanto guadagna mediamente un dipendente di INSIE? Dipende dal tipo di lavoro che fa, se è un tecnico, se ha un profilo più amministrativo. Pari un numero. Ma dipende. Sono curiosi i telespettatori. Ma dipende, insomma, direi che siamo in linea con il mercato. Ma non mi ha risposto però. No, che cosa vuole che le dica? Tanto sono stipendi pubblici, quindi sì, ma saranno, non so, 1.000, 1.100, 1.200, 1.500 euro, 2.000. Ma chi può entrare a far parte della famiglia di INSIE? Qual è il profilo? Allora, oggi noi stiamo cercando dei profili tecnici, ne parlo proprio dei bandi che si sono appena conclusi, quindi cerchiamo un profilo tecnico, una persona laureata in ingegneria, laureata quinquennale, quindi laurea magistrale o specialistica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, matematica, fisica, persone quindi che abbiano una mentalità che gli permetta di, come si può dire, governare situazioni complesse, poter immaginare schemi molto complessi, poter governare progetti complessi, che sono quelli che poi noi diciamo, di cui ci occupiamo. Questo è il tipo di persone che stiamo cercando. Persone che, per essere selezionate, tanto per raccontare qualcosa che può interessare, adesso abbiamo davanti 2 mesi di processo di selezione. A tutti quelli che hanno fatto domanda verrà fatto un assessment di gruppo, per cui verranno chiamati, verranno diciamo, messi alla prova su alcune prove tecniche. I migliori di questi verranno poi chiamati per dei colloqui individuali, 1, 2, 3 colloqui individuali, e prenderemo i migliori. Questi 15 migliori verranno formati per 1 anno, hanno un contratto di apprendistato professionalizzante, quindi vengono formati per 1 anno,
E stiamo prevedendo addirittura dei percorsi di formazione all'estero, stiamo prevedendo un affiancamento con dei mentor aziendali, quindi una persona con un profilo senior, tra le più brave, diciamo, seguirà ciascuno di questi 15 che entrano, affiancandolo ed essendo, diciamo, suo partner in una crescita professionale di 1 anno. Alla fine di quest'anno, di questi 15, prenderemo i migliori. Io mi auguro che li prenderemo tutti, ma non è scontato. Quindi prenderemo i migliori che poi saranno confermati a tempo indeterminato. Senta, lei prima parlava di INSIEL, cioè vai in ospedale e c'è INSIEL, vai, non voglio dire stupido, comunque si trova un po' ovunque. Sì. Ma le vostre sedi dove sono? Allora, noi abbiamo la sede principale a Trieste, dove lavorano circa 400 persone, 450. Poi abbiamo una sede a Udine, dove ne lavorano altre 200. E dopodiché abbiamo alcune sedi tra Pordenone, Gorizia, Amaro. Ho capito. I prossimi investimenti? Allora, i prossimi investimenti grandi che stiamo per fare sono relativi ad un'infrastruttura di data center, quindi il nostro centro di calcolo, per intenderci, quello dove abbiamo tutte le macchine e i server che servono la pubblica amministrazione. Stiamo facendo un investimento per renderlo moderno, efficiente, per occuparci anche della continuità di servizio, quindi fare in modo che qualsiasi cosa succeda, il servizio prosegua sempre. Quindi abbiamo già questo tipo di servizio, ma lo stiamo irrobustendo. Dei gruppi di continuità? Sì, però sui computer. Quindi non parlo di una continuità elettrica, ma di servizio di macchine proprio di computer. E poi stiamo mettendo a punto anche un servizio di disaster recovery, ovvero qualora succeda una calamità, penso per esempio ad una calamità naturale, su uno dei nostri nodi principali, ci deve essere un sistema che garantisce il fatto che ci sia continuità di servizio anche in casi di questo tipo, ed è una cosa che noi abbiamo già in questo momento ma che stiamo implementando ancora di più. Allora, noi adesso ci fermiamo, su questo mi piacerebbe che Puksic ci dia altre informazioni in merito sui prossimi fronti di investimento di INSIEL. A tra poco.